Prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese. Il lavoro innanzitutto, la famiglia di conseguenza, la fede come fondamenta. Il 6 maggio 1976 il Friuli è salito sul suo calvario e ha abbracciato una croce che non ha potuto né prevedere né preparare. Morte e vita si sono affrontate in un duello straordinario. I preti friulani hanno celebrato i funerali di 990 persone, decedute in quel tragico venerdì santo della nostra storia. Ma ogni croce ha il suo compimento nella Pasqua. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? Il Friuli ha saputo risorgere, scoprendosi unito davanti a una tragedia più grande di lui, un dramma domato anche grazie a quella che Monsignor Alfredo Battisti, vescovo del terremoto, definì un'invasione di solidarietà. Con gli alpini, gli scout, i volontari, la Caritas e la Chiesa, il Friuli è salito sulle impalcature della storia, organizzandosi per ricostruire se stesso, pur mantenendo vive le cicatrici, perenne ricordo di ciò che è stato e di chi ha già compiuto la sua Pasqua. Nell'ora storica dell'amore, il Friuli si è asciugato le lacrime, ha accolto gli aiuti provenienti da chiese e comunità sorelle, ha ricostruito le fabbriche, le case e le chiese, a costo di mettere un mattone sopra l'altro, com'era e dov'era. Siamo certi che Cristo è veramente risorto. Così il Friuli, così le sue comunità. Come Cristo sofferente, anch'egli mutilato nella celebre scultura di Gemona, con l'aiuto di tanti e la tenacia del suo cuore, non siamo rimasti chiusi nel sepolcro della storia. Il Friuli ringrazia, anche molte volte, e non dismentè.